La Sicilia è la sesta regione in Italia per la raccolta del gioco d'azzardo legale. Secondo l'ultima rivelazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i giocatori siciliani spendono in media 825 euro l'anno a testa, escluse le puntate online. Un business che fa gola ai clan che dal gioco d'azzardo siciliano riescono a riciclare ogni anno tra i 60 e i 100 milioni di euro. È quanto emerso dalla presentazione a Palermo del progetto nazionale La Trappola dell'Azzardo, organizzata dall'Associazione Avviso Pubblico e da BPR Banca, con un incontro che ha fatto tappa nel capoluogo siciliano dopo Roma, Torino, Genova e Napoli. All'evento sono intervenuti tra gli altri il procuratore aggiunto del Tribunale di Palermo Anna Maria Picozzi e il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, segno che si tratta di un settore ad alto rischio di infiltrazioni mafiose. Ma io credo che la presenza di Avviso Pubblico con questo incontro promosso a Palermo sugli effetti del gioco d'azzardo e soprattutto sugli interessi che si muovono attorno al gioco d'azzardo, in particolare alle organizzazioni criminali mafiose, sia un'occasione anche per dare una maggiore percezione della pericolosità di un'attività che viene vissuta da tante persone come un'attività tutto sommato come dire, che indica anche una prospettiva di vita, il rischio del gioco per cambiare la propria vita, per poter arricchirsi in alcuni casi, ma in realtà si nasconde, come il più delle volte succede, che dietro questa aspettativa di miglioramento della vita delle persone ci sia anche un interesse criminale forte. Girano migliaia di milioni di euro, girano interessi incredibili, c'è un'attività di riciclaggio da parte delle organizzazioni mafiose, c'è un sistema che attrae soprattutto giovani e anziani in maniera indiscriminata, ma in qualche modo attraverso il gioco d'azzardo si creano anche quelle condizioni di dipendenza, ad esempio con l'usura, cioè l'utilizzo di sistemi in cui non solo uno gioca ma gli prestano i soldi per giocare, creando un sistema di dipendenza alle organizzazioni criminali. Palermo ha avuto e ha in questo momento alcune grandi inchieste che hanno riguardato alcuni boss, famiglie mafiose dei mandamenti palermitani e della provincia di Palermo. La Sicilia con Catania è una delle piazze dove è più diffuso il rapporto tra le organizzazioni criminali e il gioco d'azzardo, quindi credo che sia necessario alzare il tiro, aumentare il livello di pericolosità in termini percettivi da parte dell'opinione pubblica, e ben vengano momenti come questi per affrontare, discutere, dibattere e approfondire temi che hanno bisogno di essere conosciuti dalla grande massa delle persone.